Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafie, nel senso di scoprire qualcosa di segreto. Certo. Quindi lì avevo già escluso che fosse qualcosa di questo genere, anche perché la minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale Altopiano, che gira solo in 7 comuni, no, quindi è qualcosa di per forza interno, che non riesco a collegare assolutamente, perché non ho mai toccato temi da giustificare così tanta rabbia nei miei confronti, insomma. Queste erano state le parole di Adriano Cappellari, il cronista di Enego, all'indomani di quello che doveva essere un attentato incendiario ai suoi danni, quando davanti alla sua abitazione vennero posizionate e fatte esplodere bombolette di gas. Allora lui era certo che non ci fosse una matrice mafiosa dietro questo atto, nessun legame con la sua amicizia con Don Patriciello, ma solo dissidi, diceva, legati al suo lavoro. In realtà, da quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, si sarebbe trattato di un grande bluff, gravi le accuse a suo carico. Dal suo canto Cappellari, sempre al nostro microfono, aveva aggiunto frasi di preoccupazione per i vicini. Sabato non ho rischiato solo io, hanno rischiato anche i miei vicini di casa, quindi l'incolumità è in pericolo non solo la mia, ma anche quella degli altri. Questa è una cosa ancora peggiore, perché io, se una persona ce l'ha con me per diversi motivi che io non ho ancora capito, chiedo almeno che, insomma, che se ce l'ha con me, che se la prenda con me, senza coinvolgere altre persone, perché questa cosa non l'accetto, ancora peggio, cioè non l'accetto assolutamente. A lui la premier Meloni aveva inviato un videomessaggio di solidarietà, così come solidarietà era stata espressa dagli organi regionali, dal presidente Stefani, dal presidente del Consiglio Zaia, dal sindacato dei giornalisti, dallo stesso Don Maurizio Patriciello, che nella sua visita a Bassano lo aveva addirittura voluto abbracciare. Adesso resta da capire, se le accuse venissero confermate, perché Adriano Cappellari abbia messo in scena tutto questo.